Ferragosto è ormai alle spalle, ma non tutte le spiagge nell'Agrigentino sono tornate pulite. Qui siamo a Zingarello, ecco come si presenta questa mattina. Disagi e proteste da parte dei bagnanti che si sono rivolti alla nostra redazione e chiedono un intervento delle autorità competenti per ripristinare accoglienza e decoro. E anche il tratto di spiaggia che dalla Scala dei Turchi arriva fino a Punta Grande è ancora sporco dopo l'assalto delle notti più lunghe dell'estate. L'Iseda, che gestisce il servizio dei rifiuti, chiede l'aiuto dei privati. Il sistema della raccolta, che realmente funziona a pieno regime e con risultati assolutamente positivi, ha spiegato l'amministratore delegato Giancarlo Alongi, è giunto a saturazione già alle 8 del mattino, non consentendo agli operai della Real Marina di rimuovere tutti i rifiuti presenti in spiaggia, lasciati dai chioschi che sorgono tra Villa Romana e Scala dei Turchi. Secondo Alongi, valutando la situazione, potrebbe essere un'idea quella che il comune di Realmonte coinvolga proprio i titolari dei chioschi di questa zona balneare, che ogni anno si dimostra essere sempre più apprezzata e frequentata dai turisti e dai villeggianti. Il tutto magari con un contributo economico che permetta, conclude Alongi, all'amministrazione di autorizzare le imprese di Real Marina ad utilizzare più personale e mezzi per queste giornate dove la raccolta dei rifiuti necessita di maggiori servizi.